Sei tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stiamo transitando dall'elegia americana alla commedia americana. L'elegia americana, sapete, è il titolo di un libro che è stato un bestseller importante del senatore G.D. Vance, appena nominato candidato vicepresidente per il Partito Repubblicano, che ha scritto appunto questo libro che è una sintesi, diciamo, del sogno americano, anche delle difficoltà, le contraddizioni, la lotta per affermarsi, ma appunto dell'American Dream, che Vance è partito figlio, diciamo, della classe operaia bianca, quella che ha voltato le spalle in massa ai democratici e vota per Donald Trump. È partito da lì, si è arruolato, ha fatto il caporale in Iraq, ha fatto un'ascesa di studi, un'ascesa lavorativa e oggi è un grande manager del capitalismo americano. Quindi è veramente una storia paradigmatica che col senno di poi ha anche l'anticipazione di un impegno politico, no? Per presidiarlo questo sogno americano, no? Per non vederlo morire per autoconsunzione, no? Piano piano logorato dalle follie woke. La commedia invece è quella del Partito Democratico, perché ormai, come dire, da settimane lo è, no? Perché il Partito Democratico ci sta seriamente presentando come comandante in capo per altri 4 anni questo povero anziano, vecchio Joe, ormai neanche Sleepy Joe, perché se dormisse già, come dire, non farebbe gaffe in serie, sarebbe un passo avanti. Questo anziano, per cui si ha anche rispetto, una storia politica importante di quando il Partito Democratico appunto non era schiavo delle follie woke, era un kennediano, insomma non è la nostra tazza di tè, ma non c'è bisogno di infierire sulla persona, ma è chiaramente impresentabile da un punto di vista ormai proprio psicofisico. Tanto che oggi la notizia è che c'è un passo avanti verso il ritiro della candidatura, perché la pensata è questa, che Biden ha detto che ha il Covid, quindi deve gioco forza annullare gli impegni delle prossime settimane, stare in isolamento, e avrebbe iniziato a sondare lo staff, i notabili del partito, su un candidato, anzi una candidata alternativa, e chiede: ma questa potrebbe vincere? Il culmine della commedia è che questa candidata alternativa è la sua vicepresidente Kamala Harris, e qui la commedia degenera, proprio deraglia completamente. Cioè Kamala Harris, che è, come dire, ritenuta impresentabile dall'elettore americano appena esci da Washington DC, proprio, no? Cioè tu sei fuori 1 chilometro da Washington e già è recepita come impresentabile, ma perché in questi anni ha inanellato una serie di gaffe e di proprio manifestazioni di inadeguatezza palesi. Diciamo solo che Kamala Harris ha avuto come grossa delega, diciamo, da vicepresidente la gestione del problema migratorio, soprattutto rispetto al confine sud. E lei iniziò con fare quasi trampiano, fece un appello ai migranti: siete invitati a non entrare illegalmente in America, tanto che fu attaccata da sinistra. Peccato che poi, come dire, la sua gestione sia stata una non gestione. Il confine sudamericano oggi è totalmente fuori controllo, è stato fermato il malvagio muro di Trump, che in realtà iniziò Bill Clinton, e la situazione è drammatica e non è mai stata a questi livelli al confine sud. Quindi sul mandato principale che ha avuto, un fallimento totale. Poi c'è stata la notizia del suo staff, ma più persone, anche con incarichi apicali, quindi non era un problema di una persona, che l'hanno abbandonata, si sono dimessi, l'hanno criticata perché han detto, cito tra virgolette, tendeva a trattarci come delle merde, e questo l'han detto più suoi collaboratori e collaboratrici. E poi nell'ultimo periodo ha questa tendenza a ridere in pubblico in modo sguaiato, ma non solo senza motivo, ma in situazioni palesemente inopportune. Per esempio, quando le fu chiesto in una conferenza stampa ufficiale, gli Stati Uniti sono disposti a fare uno stanziamento specifico per i rifugiati ucraini?
E lei scoppiò a ridere. Cioè scoppiò a ridere tanto che ci fu un imbarazzo in sala, perché come dire, di tutto ci si aspettava, tranne che la vicepresidente Harris ridesse di fronte ai rifugiati ucraini. Ma fece la stessa cosa, diciamo all'indomani della ritirata in Afghanistan, sempre durante una conferenza stampa, le fu chiesto della situazione, insomma sembrava lievemente fuori controllo, e lei scoppiò di nuovo a ridere. Cioè ormai è un personaggio da slapstick comedy, per rimanere nell'universo culturale americano, da quelle commedie mute dove già il linguaggio stesso del corpo fa ridere. Ecco, c'è l'elegia americana di Vance e la commedia americana, forse addirittura di Kamala Harris. Direi che è la fotografia definitiva del quadro politico americano, mentre per parlare di cose altrettanto importanti e anche più divertenti, tra pochissimo è con noi il direttore Vittorio Feltri, vi aspetto.